Oggi primo appuntamento del progetto Io non ci casco, nipoti digitali, proprio qui all'Istituto Anna Frank, dove avremo anche una testimonial che racconterà la sua esperienza. Iniziamo con il progetto Io non ci casco, Anna Frank prima tappa, successivamente gli altri 4 istituti comprensivi della città, perché il taglio che quest'anno abbiamo voluto dare a questo progetto Io non ci casco, promosso dal Comune di Agrigento grazie ad un finanziamento del Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Agrigento, a cui va il mio ringraziamento. Avremo il coinvolgimento non solo delle scuole ma anche delle associazioni presenti sul territorio, della Chiesa, quindi della Caritas diocesana che ci darà il proprio contributo. In tutti gli incontri avremo la presenza delle forze dell'ordine, quindi della polizia, dei carabinieri, guardie finanze e polizia postale, che ci darà un importante contributo rispetto all'odioso fenomeno delle truffe online. Quest'anno il taglio è avere l'opportunità del nipote digitale, saranno proprio i nostri nipoti digitali che cercheranno di coinvolgere il più possibile i nostri nonnini affinché non incappino in questo odioso fenomeno delle truffe, e saranno proprio loro i protagonisti, grazie al fatto che tramite l'applicazione App Città di Agrigento avremo l'opportunità di ricevere dei file multimediali registrati proprio dai ragazzi che daranno dei consigli utili ai propri nonni. E non solo questo, partirà anche una campagna legata a Disegna una truffa, e quindi sarà un progetto che verrà fatto nelle classi e poi pubblicato nell'app di Agrigento, e alla fine lo premieremo per cercare di informare il più possibile i nostri nonnini affinché possano evitare di andare a finire in queste truffe che sono presenti non solo nella città di Agrigento ma a livello nazionale. È un fenomeno ormai gravissimo che dobbiamo cercare di combattere. Si combatte attraverso l'informazione e i nipoti digitali sono secondo me un'importante chiave di volta per poter arrivare il più possibile ai nonni ed evitare questo. La dottoressa Teresa Russo è la referente del progetto Io non ci casco. Finalmente il primo incontro con gli alunni qui all'Anna Frank di Agrigento. Sì, buongiorno. Oggi iniziamo il nostro primo incontro con gli istituti scolastici, coinvolgendo i ragazzi ad essere, diciamo, a rappresentare i nipoti digitali. È un inizio sicuramente grandioso, perché già noi abbiamo ricevuto messaggi audio dai ragazzi per mandare consigli ai propri nonni. L'aspetto più importante che dà, diciamo, novità all'attività del progetto è proprio questo scambio intergenerazionale tra i nipoti e i nonni, questo responsabilizzare, l'aspetto di responsabilizzazione che daremo ai ragazzi per poter aiutare i propri nonni ad evitare le truffe e i raggiri. Siamo presso la scuola Anna Frank con Gioacchino Alfano nella sua qualità di dirigente amministrativo scolastico. Oggi la prima tappa del progetto Io non ci casco è proprio presso l'Istituto Anna Frank di Agrigento. Siamo onorati di essere, diciamo, gli apripista di questa iniziativa, un'iniziativa alla quale abbiamo collaborato col Comune per la realizzazione. È un evento importante. La scuola diventa un ponte tra generazioni ed avvicina gli alunni, i nostri ragazzi e i loro nonni. Oggi, in un'era quanto mai tecnologica, riuscire a tutelarsi dalle frodi tecnologiche e informatiche è importantissimo, e questo è l'obiettivo del progetto Io non ci casco: fare in modo che i nostri ragazzi diventino alleati dei loro nonni per riuscire a resistere a una tecnologia che diventa via via sempre più invasiva. Ecco, lei oggi farà una testimonianza su ciò che è successo a lei, facendo anche un appello ai tanti anziani, nonni, a non cadere nella trappola. Sì, allora io ho avuto una telefonata da parte di questi individui che sono dei truffatori dell'inganno, però sono stata così brava perché avevo visto delle trasmissioni a non caderci, infatti io non ci casco. Ho chiuso il telefono e ho detto di non richiamare più. Allora voglio dire a tutti di non cascarci, perché dobbiamo stare attenti, perché la loro arma è la parola che vogliono incuterci paura e fretta. Invece noi dobbiamo essere molto più furbi di loro, dobbiamo aspettare, informarci e non condividere nessuna cosa.